I medici con l'Africa QAM compiono 70 anni. La prima ONG italiana opera nei luoghi più difficili dell'Africa subsahariana. L'avventura è iniziata nel 1950 grazie all'intuizione di Francesco Canova, un medico di Schio, figlio di un operaio immigrato in America, laureatosi a Padova e partito poi come missionario laico. Figli di operai, noi non siamo gente di teoria, braccia forti, mani abituate alla fatica. E lui è figlio che ha studiato grazie a una borsa di studio e se l'è guadagnata ogni anno. È quello che tentiamo di fare anche noi. Il 50% del nostro bilancio sta in piedi con la gente che crede in noi. Abbiamo bisogno perché le robe sono tante e i soldi non bastano mai e dobbiamo però guadagnarcela, meritarcela, mostrare i risultati e in maniera trasparente. E così, per raccontare il QAM, ecco i numeri. 8 i paesi africani in cui i medici e i volontari operano. Sono quasi 3.000 gli operatori presenti. Di questi 444 sono professionisti qualificati africani formati durante i progetti portati avanti dal QAM. Le attività si sviluppano in 23 ospedali e 80 distretti dove i medici sono impegnati nella lotta quotidiana contro l'HIV, la malaria e la tubercolosi e poi in 3 scuole di infermieri e un'università. Il progetto più importante è quello prima alle mamme e ai bambini, che ormai da quasi 5 anni si impegna a garantire un parto sicuro e la sopravvivenza dei piccoli nei primi 3 anni di vita. Il mondo che sogniamo è quella di un'Africa capace di camminare con le proprie gambe, di essere protagonista del proprio futuro. Una delle richieste più importanti, ripetute costantemente da giovani istituzioni africane, sono il diritto di restare, il diritto di partire quando ci sono situazioni come il Sud Sudan, che è una situazione drammatica, la gente scappa verso l'Etiopia, verso l'Uganda. Per celebrare i 70 anni molti gli eventi a partire dall'8 febbraio con un convegno all'interno della manifestazione di apertura di Padova, capitale europea del volontariato. Ad aprile poi il Festival della Salute Globale con un treno che porterà il messaggio di salute del QAM in giro per il Veneto. A giugno la festa delle famiglie e infine l'8 novembre l'annual meeting che per l'occasione ritorna a Padova.